Un calo importante di chi approdato in stazione a Bassano prende il taxi verso gli hotel o viceversa. Ad essere in crisi anche la categoria dei taxisti, che da più di una settimana hanno visto un drastico calo del numero degli utenti. È calato intorno al 50%, 50-60%. Noi da una parte siamo fortunati perché a Venezia è calato addirittura del 90%. Io sono in contatto col presidente dei taxi di Venezia e hanno avuto un tracollo nel vero senso della parola. Il 50% per noi è molto. E voi che comunque quel 50% trasportate la gente, eccetera, avete un po' di timore, avete disinfettate di più, mettete le mascherine? Sì, se lei guarda il mio taxi c'è la mascherina appesa, dipende da chi carichiamo, perché se sono clienti abituali non mettiamo la mascherina, ma se io carico qua in stazione 3-4 persone metto la mascherina perché non so da dove vengono. Quindi insomma il metro di distanza per voi. Purtroppo è impossibile riuscire a rispettarlo. Cosa fare quindi in tempo di crisi? Il presidente del consorzio ci dice che è costantemente in contatto via radio con i colleghi, ma più di così non si può fare se non attendere tempi migliori. Ma qualcuno di voi è andato in ferie in questo periodo, ne ha approfittato? No, perché si guadagna poco, quindi si cerca di guadagnare anche quel poco che è rimasto.